Camion entrano ed escono, ma l'aria che si respira è pesante. Sono tutti sotto shock alla Finesso di via Vigonovese a Padova dopo l'infortunio costato la vita a una camionista italo-tedesca, Silvia Palliscek, 61 anni, nata a Colonia ma residente a Brogliano nel Vicentino. Mancano pochi minuti alle 18 di martedì quando la donna in quest'area dell'azienda di trasporti dedicata al controllo della documentazione viene investita da un altro mezzo pesante condotto da un autista romeno di 39 anni, residente nel Padovano. Un impatto terribile sotto gli occhi di numerosi lavoratori, camionisti e facchini, vani soccorsi prestati subito, nonostante il tentativo di rianimazione dei sanitari del SUE, ma la donna muore. Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spisal. In azienda il momento è difficile, spiega Marco Donà, legale della Finesso. In 90 anni di storia della Finesso non è mai accaduto neppure un incidente grave, è una prima circostanza, peraltro una circostanza toccante per l'intera famiglia, che si è legata ovviamente alla sofferenza dei prossimi congiunti della vittima e ha avvisato immediatamente il datore di lavoro di quest'ultima. Per ricostruire la dinamica fondamentale l'esame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. L'azienda sta collaborando e ha offerto la massima disponibilità agli organi inquirenti allo Spisal, ieri sera sino a tarda notte, e non si sta sottraendo assolutamente alla collaborazione al fine di cercare di individuare anch'essa le circostanze che hanno portato al tragico evento. L'evento al momento è sotto il vaglio degli inquirenti, le circostanze non sono ancora state determinate, è avvenuto in brevissimo arco di tempo e per quello che allo stato attuale si può valutare è avvenuto fuori dal presidio, dal controllo dell'azienda. Immediata la reazione dei lavoratori, 120 dipendenti diretti dell'azienda, a cui si aggiungono 350 indiretti. Subito si sono fermati i facchini. Noi oggi andremo avanti con le iniziative di sciopero e solidarietà non solo nel magazzino Finesso ma anche negli altri magazzini della logistica qui all'interno della zona industriale di Padova. Dico la logistica perché è molto importante riflettere sul perché queste tragedie accadono molto spesso in questo settore, i ritmi di lavoro sia per i facchini che per gli autisti sono incredibili, si parla di autisti che guidano anche per 13-14 ore al giorno. Né la vittima né l'autista del camion che l'ha investita sono dipendenti dell'azienda.